Scusate, non avevo notato. La prima cazziata l'ho avuta. Lui è bravo ad impennare, vedi? Guardalo, guarda. Oh, il crash in diretta. Ho grippata. Mi riposa un po'. Ragazzi, non so se vi è chiaro, ma c'ha 13 anni sto bambino. Se fate un po' di casino ci fa vedere qualche salto. Eccolo! Senza mani! Bravissimo! Che hai fatto? Tutte e due! Tutte e due! Ragazzi, so bene che non stanno uscendo video con le R1, ma veramente il progetto mi sta rubando tantissimo tempo e tantissimi soldi. E infatti, ancora una volta sono qui a parlarvi di Jodler e dei suoi fantastici servizi. Al giorno d'oggi tutto richiede soldi e per questo è importantissimo imparare a generare un'entrata extra. Lo sapete, non si tratta né di guru né di truffe, è semplicemente una reale opportunità di guadagno. Jodler ha tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a lavorare con le cripto e ti aiuta a guadagnare qualche soldino extra. Già mi avete sentito parlare diverse volte del servizio del cloud miner, ma questa volta voglio presentarvi un'altra fantastica funzionalità: Multi-Hold. Multi-Hold è uno strumento di trading semplicissimo da usare. Basta selezionare il coin o il token che preferisci, prevedi come andrà il mercato, se su o giù, apri la tua operazione, tieni d'occhio i tuoi progressi e chiudi l'operazione nel momento che ritieni opportuno per ritirare il tuo profitto. Questo è anche un ottimo modo per imparare a studiare il mercato e trarne un po' di profitto. Ma voglio darvi anche un piccolo consiglio: controllate sempre il rischio e impostate i livelli take profit e stop loss. Una volta raggiunto il prezzo take profit, Jodler chiude in automatico la posizione ed i guadagni. Naturalmente questi limiti possono essere impostati a nostro piacimento in base all'andamento del mercato e anche dopo aver aperto una posizione in multi-hold. Ma cosa succederebbe se il prezzo andasse nella direzione opposta alle tue aspettative? Se il prezzo del coin scende sotto il livello di stop loss, Jodler chiude in automatico la posizione. Ricordate ragazzi, dobbiamo sempre ridurre le perdite. Ed ecco la parte migliore, ho un bonus speciale per voi. Usa il mio codice promozionale PETSSPARK e ricevi 50 scintille in omaggio. Clicca il link in descrizione o scannerizza questo QR code per iniziare anche tu stesso oggi con Jodler e vedere quanto è facile portare a casa un'entrata extra. Ma adesso ritorniamo al video. Sto prendendo la mano ragazzi, era più di un mese che non mi allenavo perché ormai sto lavorando al campetto ed oggi siamo a Cervinara per un mega evento, un mega raduno. Quello che stiamo cercando di creare, vedete, questa sarà tutta un'area dedicata a quello che sarà il noleggio per i bambini, le aree spettacolo. Cioè ragazzi, adesso vi faccio vedere dall'ingresso. Questi sono gli eventi che andremo poi ad organizzare anche all'interno della nostra area. Mostra di auto d'epoca, area food dedicata e ragazzi mi metterò anche io a cucinare. Io non vedo l'ora di avere uno spazio tutto nostro, cioè ce l'abbiamo adesso, manca poco, manca veramente poco alla realizzazione e non vedo l'ora di vedere Ciccio White saltare queste cose. Cioè ragazzi, parliamo dei salti, vado quanto mi caso. Vi voglio far vedere l'area all'interno, c'è tutto il noleggio e sarà a disposizione di chi è più bravo e tutti i ragazzini potranno salire insieme ai piloti del 27 Academy a fare un giro per quello che è il percorso. Bomba, eccolo ragazzi, il fondatore di questo. Sei tu il fondatore? Appassionato. Un appassionato, ma siamo tutti appassionati. Chi fa questo è perché lo fa per passione. Avvicinare un po' a questi piccolini al mondo dei motori. È la cosa più bella, non vedo l'ora poi di venire, di ospitarvi anche nell'area che abbiamo noi perché veramente sarà qualcosa di bello e spero di... Un po' anche dopo faremo una dimostrazione con le grandi, un po' di show. Bello, se non vedo l'ora organizzare questo evento così, io posso nostro. Non vedo veramente l'ora. Dai! Che belli ragazzi che siete, che belli veramente. Ma c'è l'R1 e anche io ce l'ho. Questa è la 2023. C'è il PPF, che cover, bellissimo. Ragazzi, Tutto bene? tutto bene. Certamente. E di cosa? Yahoo!
Guarda che io sono qua gasatissimo, oggi veramente sono gasatissimo. Proviamo a farcelo anche noi scannando. Oh ragazzi, comunque la pista è divertentissima, cioè ci si può divertire veramente. Guardate, i ragazzi si divertono. Hanno pure un paio di curve a destra, un paio di curvette a sinistra. Non so pazzo che parlo da solo, sto facendo un video. Bello, bello veramente. Si diverte. Sì, sì, quella è la cosa più bella veramente, è questa. Bravissimo, rifammelo, ti faccio il video. Guarda come può. Bellissimo! Benzina! Per benzina, bravo. Devi fare benzina? Perché? Ho detto tu, sei pollo. Ma che domande sono, ragazzi? Ah sì sì, no, questo sicuramente. No, rispetto a loro, rispetto a te, rispetto a tutti quanti voi sicuramente. Vabbè, piano piano si impara a fare tutto. Questo sarebbe bello da imparare. Oh, salta, dai, Marcello. Ah, che campione! Cambiamo veicolo! Bellissimo ragazzi, non vedevo l'ora di iniziare a fare queste cose. Voglio vedere lui. Eccolo. Non riesco a stare dietro, non ce la fa! Non ce la fa! Non ce la fa! Non ce la fa! È troppo storta! Ma questa è la moto perfetta per divertirsi, questo. È il Grom. Quella degli americani che fanno le pinne. Ho capito qual è. Ma GTA 6. però sembra carino. Ma stai scherzando? Scusate, non l'avevo notato. Vado dentro. Dico anche, lo dico anche dentro? Viso anche dentro, grazie mille. La prima cazziata l'ho avuta. Grazie Valentina. Di cosa ragazzi? Sono un po' sudato più che altro. Non fa niente. Grazie Valentina. Grazie. Di cosa ragazzi? Grandi cosa ragazzi, grazie a voi. Ci vediamo dopo. Cosa ne pensa lei di tutto ciò che dovrebbe curarci in caso? No, io lo guardo. Vi piace? Guardate là, Sì, certo. Valentina, possiamo fare una foto? Certamente. C'è il video. Sì. Grazie Valentina. Di cosa ragazzi? Certamente. Ti segue che non... È un onore. Sappiamo tutto, pure io perché quando scrivo mi... Vi aspetto alla scuola di motociclismo allora. Grazie. A YouTube. Grazie. Grande Valentina. Un po' allora ci molavamo dalla moto. Sì, più che altro lo sai cosa fare? È che qui dentro. Cioè non è che ha tanto senso. Che stiamo con te. Beh, questo è da apprezzare allora, dai. Guarda quello come salta! Ma dove impegni con l'I-Z? Bravissimo, sì, è normale dove impegniamo con l'I-Z. Forte, È normale. Dai, sali. Ciao mamma. Ciao mamma! Con Valentino sulla moto. Mamma, non ti preoccupare, stai tranquilla, te lo porto sano e salvo a casa. Sono in buone mani. Lui è bravo ad impennare, vedi? Sì. È bravissimo. Guardalo.
Oh no! Si stava scontrando! Il crash in diretta! Scusami, la firma. Certamente, subito. Sta insieme a Giolio. Mette a fianco a Giolio. No way, bro. È un onore essere vicino alla firma di Valentino Pezzi. Valentino, prima che parti, puoi fare un saluto a mio papà? È appassionato di moto. Come si chiama? Anto, chiamalo Teresone. Come? Teresone. Teresone! Cioè, sei appassionato di moto e ti perdi un raduno simile. Cosa stai facendo a casa? Corri qua! Sentite la potenza? Ah no? Sentite la potenza? No? Non funziona. Non funziona, hai visto che fa? Non fa più rumore. Vuoi fare un giro? Ce l'hai il casco? Ma senza casco no. Senza casco no, ma non lo stiamo facendo più i giri. Sali. Come? Non mi ricordo tutto. Quello è il problema, che mi ricordo tutto, sta a posto. No! L'integrale radiocomandata, bellissima! Possiamo farci una cosa. Certamente, vieni qua. Rapida, a pianura. Vai. A pianura abiti. Vabbè, quindi potrete venire per la scuola. Dovete venire per forza, ma che apro la scuola di moto. E poi ci sono tante attività che puoi fare. Veramente tantissime sono le attività. Voglio tu vai fortissimo. Bello così, bellissimo. Ma è tuo papà? Vabbè, apprezza che fa sti sforzi, dagli soddisfazioni, perché non ci sono i genitori così al giorno d'oggi. È raro, veramente, è bello, Ragazzi, io mi cago sotto, quella è troppo alta sta cosa, ma come fa? Piacere Valentino. Allora, come... Bellissimo, a me l'evento mi piace tantissimo, poi questi spazi così dedicati, cioè quello che stiamo cercando di fare anche noi a Napoli, perché vedi, diamo spazio ai ragazzini di divertirsi, veramente, in sicurezza. No, è la cosa più bella, cioè veramente vedere, vedi, proprio bambini così piccoli. Ma eri tu che stavi saltando? Ma quanti anni c'ha? 13. Complimenti. Io personalmente mi cago proprio sotto, cioè non c'è altra definizione. E che si scacazza proprio sotto. E immaginare di fare un salto così, cioè faccio qualche saltino, impennare, ok, ma questo è... No, ragazzi, non è poco, ma salti, arrivi a 6-7 metri anche alto, penso, no? Sì. Tu fai anche questa più lontano? Questa qua fai? Vabbè, già di tanto rispetto, spettacolare, bellissimo veramente. Ci ho solo giocato sulla PS1. Ma come un po' tutti alla fine penso, cioè noi comuni mortali, perché per me sono alieni che fanno queste cose. Dopo 13 anni già che vola. Cioè, bravissimo, 13 anni che vola, quello è il bello ragazzi. A little later. Foto! E stiamo facendo, vedi, là al furgone 5 euro, paghi 5 euro, fai il ticket e ti passiamo a fare la foto, capito? Ok. C'è là il furgone. Ma quando mai? Sto scherzando, ancora mi hai mandato a fanculo. Ma se 5 euro per una foto, mi dovevi dire Valenti, ma vaffanculo. Io questa qua la tengo uguale alla tua. Bellissimo. Ah, ma non ce l'hai omologata? No, ma no, non so. Ma la 125? Vale, metti questo nel video. Saluto Anthony. Saluto Anthony. 5 euro, 5 euro. 5 euro. Guardala. Che belle. Lavora troppo agli alti, si affoga, muore ragazzi. Quando apre poi ti lascia, Una grattata. Ora ci riprovo,
si è finita la benzina. Oh, l'ho grippata. No, grippata no. Finita la benzina. Dopo ce la faccio, miscela, ma mi scoccio. Ma tu non vuoi entrare a fare le pinne brum brum con la moto brum brum, con il team brum brum? No, perché non sei assicurato, non sei socio della nostra associazione. Mi riposa un po'! No, no, mi sono buttato io! Si è ingolfata. Oh, ma mica ha perso benzina. Come ha fatto a ingolfarsi? Si è ingolfata! Si è ingolfata! No, è che si era ingolfata, non parli, adesso è partito! Non è più ingolfata. One eternity later. Quanto mi dai? Dammi 10 euro. 20 euro! Adesso non penso che andremo all'Anicre il sabato, andiamo adesso, abbiamo preso il posto nostro, sta Licola, sta prima dell'Anicre. Poi manderò le posizioni. Tu mo stai entrando? Vogliamo fare la gara io e te, tu con la tua e io con questo. Io perdo, la tua è più veloce di questo. Questa c'ha 7 cavalli addormentati. Questo non l'hai mai usato nel tuo video? Sì, però non con queste grafiche. Mo gliel'ho messe, ma questa è giusto per fare le impennate. Pure in curva è morbida, non mantiene niente. Se provi a correre è giusto una cosa per divertirsi. No, 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 su questa è affidabilissima. Calcola che io... Sì, bravi, uguale lo stesso motore. 4 botte di ingrippatura. Io la moto l'ho riabbassata, l'ho lasciata spenta 5 minuti, l'ho riaccesa, non cacciava fumo. Sta ancora così, è sempre lo stesso pistone. 15.000 km solo in impennata. Sei iscritto al canale? Ma come? Così. Ma tu, per ti scaranarra. Sei entrato nel video, hai visto? La distruggo questa povera MSX, poverina. Per i baralla! E sono 2, vedi? Penso che sta partendo. Non ce la facciamo più. Comunque una serie come che cosa significa guidare a Cervinara a Mafà? Ma stanno 3 gatti a Cervinara, ragazzi, quello è il problema. Questo pure io è. Voglio Valentino Pezzi. Oh, Giuseppe, piacere. Questa? 450. Sto registrando. Vuoi fare la foto? Ti vuoi mettere il casco? È un po' sudato adesso in questo momento. Fa schifo. Però, vai, io te lo do, tranquillo. Quanto è brutta Cervinara? Cervinara, no, per quello che ho visto, devo essere sincero, è proprio brutta. No, dai, se già che organizzate queste cose avete sicuramente delle belle persone. Pure l'anno scorso però con le mani. È bello, dai, ragazzi. Più in voga ma perché la città è diversa. Il paese, ragazzi, è un po' più noioso. Però voi vi potete divertire coi mezzi. Voi con questi vi divertite. Bravo, qua state tranquilli, qua vi potete veramente divertire perché potete sviluppare quella che è la passione si mette. A noi ci rompono le scatole anche solo il vicino. Io se accendo l'I-Z e lo tengo acceso 10 minuti e farlo riscaldare, si affacciano, cioè capito? Qua invece non avete questo problema, anzi avete gli spazi pure da approfittare. Vai! Ci stavamo sfidando! Ma parti avvantaggiato così! Io non c'ho velocità! Guarda come si applica! Che bello, voglio che è bello veramente! Oh, non riesco a starti dietro, Troppo potente! È assurdo, guardalo. Vai, stretch, guardalo.
Guardalo, con questo 65 come se ne va? Io stacco tardi. Oh. Due artisti delle due ruote Ragazzi, lui fa i salti a 13 anni ed è il più giovane freestyle d'Italia. Facciamole un applauso! Cioè, ragazzi, non so se vi è chiaro, ma qui parliamo di un'eccellenza italiana. Alziamo le mani, c'ha 13 anni sto bambino. Se fate un po' di casino ci fa vedere qualche salto. Siete pronti a vederlo saltare? Madonna mia! Bravissimo! Eccolo! Senza mani! Bravissimo! Ragazzi, guardate qua! Ragazzi, senza parole, di quello che riesce a fare sono senza parole, veramente. Bravissimo. Che grande, che grande! Bellissimo, bellissimo. Dai, dai! È andata! Guarda lì! Valentino, fermiamoci un attimino perché c'è un show di Luca. Perché? Ma no, per par condicio, sennò entrano pure gli altri. No, allora no, se sta lo show di quello non avevo sentito, scusate. Però dai, un paio di pinne ce ne siamo, eh? Che hai fatto? Tutte e due? Ma... Wow, qualcuno ce l'ha il video.